Addentrarsi nelle periferie per accompagnare i sacerdoti nel loro servizio quotidiano, quello nascosto fatto di sacramenti e di fraternità, è una delle missioni che il Serra Club della diocesi di Chiavari svolge quotidianamente attraverso l'apporto dei suoi 22 soci. La nostra associazione è un'associazione confessionale aggregata all'Opera Pontificia delle Vocazioni Sacerdotali e la sua missione è focalizzata proprio sulle vocazioni sacerdotali e sul seminario e in questo senso quindi abbiamo una grandissima attenzione nei confronti dei seminaristi, del seminario e non di meno anche dei sacerdoti, delle suore, ritrovarci comunque tutti insieme alla luce di quello che la grazia ci permette ogni giorno di fare è un motivo di grande, enorme soddisfazione. Per questo il Serra Club del Tigullio ha scelto di concludere l'anno sociale nella chiesa di Coreglia Ligure, ossia lontano dal cuore della diocesi, per ringraziare in particolare i sacerdoti della valle per il loro servizio. Siamo venuti in campagna perché spesso siamo nei centri urbani, siamo nelle basiliche, siamo nei cattedrali, quindi abbiamo voluto proprio muoverci in campagna, che ci ha gratificato con questa tiepida frescura rispetto al calore che c'è giù in città. Come sempre il Vescovo ci gratifica con la sua presenza e con la sua attenzione, quindi è un momento per noi fondamentale. È importante che è stata scelta la parrocchia di Coreglia come una parrocchia proprio della periferia. Serra Club che dà un aiuto in tutti i sensi, anche un aiuto concreto ma di vicinanza e quant'altro per i seminaristi e i sacerdoti, ci fa piacere che ci trova anche sul campo di missione dove siamo stati mandati in varie parrocchie, quindi per me è importante anche questo fatto che siamo incontrati ed è stato davvero un momento intenso, un momento indimenticabile. Il Vescovo ha ringraziato a sua volta il Serra Club per il suo sostegno concreto e soprattutto per il servizio al clero, per la vicinanza ai seminaristi, la fraternità dimostrata nell'attenzione. L'importanza non è soltanto il fatto che ci siamo incontrati con il Serra Club e noi preti della Valle Fontana Buona, ma l'importanza c'è la preghiera. La preghiera, momento proprio centrale e che il Signore stesso lo dice, dove 2 o 3 riuniti a mio nome sono in mezzo a loro, quindi questa è l'importanza. Al termine il presidente del Serra Club ha voluto ringraziare in particolare i sacerdoti che sono arrivati nella diocesi di Chiavari da un altro continente per svolgere la loro missione. Ci siamo volentieri e sentiamo anche questa vicinanza di poter essere ricordati, essere proprio visitati e quindi è un ringraziamento a vicenda, quindi per noi Serra Club è qualcosa di concreto che ha un nome e cognome che si chiama Provvidenza, ma ripeto sono persone con i volti amici. Il Serra Club prosegue la sua attività anche con momenti di formazione. Ci ritroviamo praticamente ogni 15 giorni su temi di autoformazione, oltre che sulle attività orientate nei confronti del seminario e dei seminaristi, no, della diocesi, e naturalmente siamo aperti a ricevere e accogliere chiunque sentisse questa chiamata, tenuto conto di tutto quello che abbiamo ricevuto durante la nostra vita, che non dobbiamo dimenticare, insomma, ecco, quindi bisogna anche restituire un po' di quello che abbiamo ricevuto.